Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei mercanti per caso e questa sera abbiamo un altro mercante per caso che vuole vendere un altro articolo. Buonasera signor Enzo. Buonasera. Allora lei vuole vendere la sua barchetta? Sì. Praticamente è una barchetta che praticamente lei utilizzava per pescare, giusto? Certo, per pescare, anche per prendersi qualche giornata di sole e via discorrendo. È bella, è simpatica, è un 4,30 metri, per cui se si vuole andare a prendere un pochino di sole se la può prendere. Se vuole andare a pescare un po' di viole, serrane, con la canna naturalmente ci può anche andare, perché certo. c'è anche il motore. Oddio, il motore non è. Il motore, diciamo, quanti cavalli è? Il motore è di 6 cavalli. Di 6 cavalli. Vediamo, amici telespettatori, dalle immagini, è una barchetta in legno, abbiamo detto 4 metri, sì? 4,30 metri, diciamo. 4,30 metri. C'ha un fuoribordo, il fuoribordo glielo regaliamo. Esatto. Tanto poi giravota e fria, siamo sempre là, quindi. Va bene. Amici telespettatori, come state vedendo dalle immagini, ma lei questa barchetta praticamente la dà accessoriata di qualcosa? Sì, c'è un motore, i remi per remare e poi chiaramente c'è una cima davanti, noi chiamiamo in gergo marinaresco una cima davanti e una cima di dietro per attaccare se prua e di puppa, poi chiaramente allora la dà completa. Poi sì, la do completa, c'è il motore con i remi, è tutta coperta, se la vuole coprire la lascia coperta, se la vuole scoprire la scopre, perché ci sono i boccaporte dove è simpatica, è una bella barchetta fatta da un maestro eccellente. Come si chiama questo maestro? Questo maestro non lo ricordo più come si chiama, comunque penso che non ci sia più, perché è un vecchio lavoratore di queste barche qua che ha una mano meravigliosa. Infatti la barca è molto si innamorano tutti coloro. Anche perché è caratteristica, a parte che è caratteristica, poi ha le note caratteristiche idonee per poter reggere il mare nella maniera più possibile, certo. Anche perché le barche in legno giustamente lo tengono bene il mare. Certo, lo tengono bene, e poi chiaramente una barca fatta meglio, che ci abbia, diciamo, la panza, come si suol dire, sì. La pancia, diciamo, della barca è fatta bene, è lunga al punto giusto, è alta al punto giusto, insomma è una bella barchetta. Se uno si vuole andare a calare un pochino di rete o un po', come si suol dire, un conzo o mettersi con la canna e andarsene a pescare, può fare quello che vuole, perché la barca è idonea per questo tipo di hobby. Logico. Va bene, signor Enzo, parliamo invece di denaro. Sì. Quanto ne chiede lei per questa barchetta? Solo 1.500 euro, perché per fare una barca di questa attualmente in queste condizioni, cioè farla con queste note caratteristiche, bisogna che ci sia un maestro per eccellenza, per sappia veramente fare una barca idonea per poter reggere il mare. Quindi quando poco gli domandano se la deve fare buona, nuova, ci vuole 4.000 euro, certo. Quindi quando la barca è in queste condizioni, nuova per come è, perché si può dire che è nuova, si domanda 1.500 euro con tutto il motore che glielo regaliamo. Il motore abbiamo detto quanti cavalli è? 6 cavalli. 6 cavalli. Sì. Tanica di benzina a parte, naturalmente. Certo, gliela diamo la tanica di benzina, non c'è problema. Magari col pieno fatto. Sì, a Cannavara. Va bene, amici telespettatori, come state vedendo la barchetta è una bella barchetta, naturalmente per qualcuno che si vuole passare un'oretta, un paio di orette, magari così in vacanza. In vacanza. Il fine settimana. Esattamente. Se ne va qui si vuole fare magari una bella pescata. La pescata, si piglia canna, si accatta l'isca, certo. Si prende quello che si deve prendere e poi si ritira magari senza pesci, perché magari non è buono a pescare, ma comunque. Si passa il tempo. Si passa il tempo, è bello, perché d'estate qui Trapani è meraviglioso, per cui anche se non prendi niente rimani sempre contento, perché gioisci della bella giornata e del meraviglioso sole che c'è, quindi. Certo, va bene, diciamo un'altra cosa, per chi fosse interessato alla barchetta se la deve venire a prendere qui a Trapani, logicamente. Certo, io sono anzianotto ormai fatto, e portarmi l'angoggio è un po' pesante, guardi, venga qui, se la prende, e tanto che quanto costa? Fesserie costa andarsela. Vabbè, amici telespettatori, ripetiamo, per chi fosse interessato a questa bella barchetta del signor Enzo può mettersi in contatto direttamente con lui ai suoi numeri di cellulare che vedete in sovraimpressione. Ok? È una bella barchetta, per cui, amici telespettatori, ripeto, per chiunque di voi si vuole passare un'oretta così in allegria in mezzo al mare, magari facendo una pescata con una bella canna. Certo.
una bella canna. A me mi piange il cuore onestamente venderla, ma Anche perché sono ricordi questi. sono ricordi, ma siccome hai bisogno di piccioli, allora di conseguenza mi allebetto perché Ok. le spese sono minime, perché Certo. basta l'assicurazione del piccolo motore che paga attorno a 20-30 euro l'anno, per cui è molto diciamo conveniente prenderla via. Quindi auguri per chi se la prende e auguri per me perché mi pigli piscio. Logico. Vabbè, amici telespettatori, ripeto, per chiunque fosse interessato a questa bella barchetta può rivolgersi direttamente ai numeri telefonici del signor Enzo che vedete in sovraimpressione. Ok? Alberto vi saluta per la rubrica dei mercanti per caso e vi saluta anche il signor. Complimenti signor Alberto per le sue capacità artistiche e folcloristiche e pubblicitarie. Complimenti perché Grazie. penso che di meglio nel dilettantismo non ce ne sia. Quindi complimenti. signore. Per carità, è un piacere La ringrazio. averla conosciuta adesso. Va bene, amici telespettatori, ripeto, Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Enzo. Ciao amici. Oh yeah!